Ecco la scena che si è trovata davanti Sonia Visentin, ex consigliera comunale residente in via Canaletto nel quartiere Concordia a Tezze sul Brenta. Camera da letto completamente a soqquadro, via tutti i gioielli, un colpo da 20.000 euro, tutto in pochi minuti e senza che nessuno abbia visto nulla. Verso l'una siamo andati via, alle 6:30 è scattato l'allarme, dei vicini hanno controllato e non hanno visto niente. Noi siamo ritornati a casa verso le 7:30, 8. Siamo entrati nel salotto, era tutto perfetto, cucina anche. Abbiamo guardato la porta e abbiamo detto ci siamo dimenticati la porta aperta. Abbiamo visto che era invece tutta scassata da in cima a fondo. Poi sono salita di sopra e lì c'era il disastro. Non c'era più niente. Cosa le hanno portato via? Tutte cose, tutti i gioielli. Tra l'altro anche un pezzo unico. Sì, poi c'è una collana che è proprio, unica, è fatta solamente personalizzata. Ci sentiamo impotenti, ci sentiamo, non so neanche io cosa dire. Sì, c'è molta amarezza, vero? Tanta. Tanta amarezza è la sensazione di insicurezza e sfiducia nella giustizia. Più di mettersi un allarme, di mettersi cosa dobbiamo fare. Ormai ci barrichiamo dentro casa, come essere in carcere, così stiamo bene. Non abbiamo alternative. Poi se anche li prendono, cosa le fanno? Fanno niente. Con le leggi che abbiamo, il giorno dopo sono fuori e siamo sempre noi quelli che paghiamo in definitiva.